problema tasse poi anche. Allora, eccoci qua, siamo rientrati e intanto durante che andava la pubblicità si continuava un po' a parlare e discutere, no, sugli imprenditori che lavorano con l'Inghilterra e quelli che sono i problemi che si stanno incontrando in queste ore, a ridosso di un voto, come ho detto in apertura, che non era atteso con quest'esito. Ramundo, lei che è anche un commercialista, sì, oltre che un economista, cosa consigli? A parte i consigli che io sto già dando in queste ore, ma la cosa innanzitutto curiosa che mi ha affascinato, è una cosa, voglio dire, senza senso, però quando ho visto ieri sera il format dove usciva la scheda della consultazione sono rimasto allibito. 2 righe per dire sì o no. Noi abbiamo dei papiri per poter rispondere più delle volte incomprensibili anche ai giuristi, anche a persone normalissime. Dove di solito bisogna firmare sì, scrivere sì, per dire no. Ecco. Aprire un lenzuolo. Già questo mi ha dato una sensazione di libertà. Dico, finalmente, no? Un paese che è chiaro fin dall'inizio cosa devi decidere e cosa devi fare. Questa è la prima curiosità che mi è venuta. Il fatto sicuramente che molte imprese italiane, soprattutto insomma, noi siamo in Veneto, ma anche di altre località, avranno piccoli problemi o grandi problemi per il discorso sia di deprezzamento della moneta, svalutazione, importazioni, perché il problema fondamentale che sta correndo in questi giorni, in queste ore, scusate, è questo. Per caso inizieranno le barriere doganali? Questo è un dramma che noi tecnici iniziamo a valutare da ieri sera o da stamattina. Quindi barriere doganali cioè significa tariffe all'importazione e tariffe naturalmente all'esportazione, quindi sostanzialmente potrebbe essere un vantaggio per chi magari deve esportare in Inghilterra perché avrà un prezzo della sterlina, un valore della sterlina molto più interessante rispetto quindi a chi deve importare dall'Inghilterra. Quindi il problema fondamentale è capire cosa succederà. Il dramma è che in queste situazioni uno deve prendere delle decisioni importanti e quindi anche le imprese e gli imprenditori sono in questo momento assillati dal fatto cosa dobbiamo fare. Chiedono consigli naturalmente a noi tecnici e noi in questo momento diciamo calma, non sta succedendo niente, perché se provochiamo in qualche modo anche noi nervosismi, una psicologia quasi di asfissia che già c'è, perché ricordiamoci che noi da 7-10 anni siamo in una crisi profonda economicamente parlando, per cui già stiamo sopportando una zavorra e un peso enorme. È chiaro che quest'ulteriore situazione, tenuto conto anche di un fattore, la fuoriuscita dell'Inghilterra provocherà anche un problema di tassazione a livello europeo, perché mancherà nel bilancio un paese. Dove andrà a finire quel gap, quella differenza? La scaricheranno sugli altri oppure qualcuno, insomma, voglio dire, avrà il cerino in mano? Anche questo non è un problema da poco, perché per esempio gli imprenditori italiani che ormai sono al 68-70% complessivo di tassazione, dice non ce la facciamo più. Quindi si può andare in Europa e trattare a questo punto e rivoltare di nuovo l'Europa come concezione di un mondo che non deve essere fatto soltanto da poteri alti, ma vedere anche il basso. Quindi anche la disaffezione degli inglesi è dovuta al fatto che l'Europa se n'è, tra virgolette, fregata di quelli che erano problemi anche contingenti dell'Inghilterra che riguardano anche noi, quale poteva essere la disoccupazione. Cioè loro vedevano addirittura gli stranieri come una minaccia. Pensate che in Inghilterra ci sono, mi pare, 3 milioni circa di stranieri extracomunitari che vivono lì, italiani sono 500.000, tutti questi stanno tra virgolette rubando lavoro agli inglesi, quindi è chiaro che hanno visto anche questo come una disfatta di un'Europa che doveva creare delle premesse di sviluppo economicamente parlando, anche di possibilità anche di trovare soluzioni alternative, cosa che non è avvenuta. E per noi è la stessa cosa, perché se l'Europa deve diventare soltanto la zavorra e ripeto soltanto austerità, i nostri imprenditori ogni giorno ci guardano e dice con le banche stiamo andando malissimo, stanno chiudendo, stiamo fallendo, cioè cosa dobbiamo fare? Io volevo dire un'altra cosa importantissima, nessuno sta parlando di quelli che sono tantissimi tra gli imprenditori che sono ormai coinvolti in un danno che sarà a vita con le strutture bancarie venete e italiane. Sono già segnalati alla centrale rischi, per cui questi signori, e qualcuno forse non lo sa, hanno dei grossi problemi di rientro. Come fanno a rientrare se nessuno li salva? Questo è il problema. Certo, Mara Bizzotto vuole intervenire. Sì, credo sia giusto dire una cosa, già
l'Inghilterra, la Gran Bretagna aveva un regime particolare, questo lo sanno benissimo i nostri artigiani e i nostri imprenditori. Non aveva l'euro, all'interno dell'Europa aveva uno statuto speciale, mettiamolo così, quindi non è che domani cambi molto, non è che l'isola inglese va via dall'Europa, rimane Europa, vorrà e continuerà a avere contatti economici con noi e con l'Italia soprattutto. È vero che c'è un periodo che dobbiamo gestire. E siccome questa Europa io la conosco purtroppo, sono preoccupata di come vorrà gestire questo passaggio. Cioè, prendiamo atto di quello che è successo, non giudichiamo, non perdiamo tempo a giudicare quello che è successo, ma agiamo. Agiamo significa, sono d'accordo, chiudere, perché sappiamo che l'articolo 50 prevede 2 anni di trattativa d'uscita, certo. diciamo così, vediamo di fare le cose per bene. E un po' preoccupata sono perché l'Italia, abbiamo visto come ha gestito i precedenti accordi commerciali all'interno dell'Unione Europea, non sempre, anzi quasi mai ha saputo difendere i propri interessi. Quindi, e considerando che Renzi, perché è già stato detto, è un nominato, io dico che è un nominato da Bruxelles, non l'abbiamo scelto noi, non l'ha scelto i cittadini, è un nome che va bene a Bruxelles. Va bene a Bruxelles perché ogni tanto alza la voce, fa finta di arrabbiarsi, ma non ha fatto nulla, non sta facendo nulla per cambiare quei trattati che stanno massacrando le nostre imprese e che stanno rovinando il nostro paese. Quindi sono preoccupata di come l'Italia all'interno dell'Unione Europea gestirà questo passaggio che va fatto, dicendo che i nostri studenti continueranno a andare là, dicendo che cambierà poco. Quello che è cambiato invece è che l'Europa a 28 non c'è più, l'Europa con l'Inghilterra, l'Unione Europea non c'è più, e è il momento per cambiare questa Europa. Penso che finalmente siamo tutti d'accordo. A Strasburgo cosa si dice? Da tempo, noi diciamo da tempo che questa Europa... Cosa si dice a Strasburgo? Alla vigilia del voto cosa si diceva? Ma c'era la convenzione che non passasse la Brexit, che gli inglesi alla fine rimanessero all'interno, e purtroppo non si è neanche ragionato. Dai parlamentari anche degli altri paesi, comunque c'era questa convinzione, insomma, ecco, e quindi nemmeno la Commissione europea, nemmeno le istituzioni europee hanno previsto cosa fare dopo, insomma. Anche le prime dichiarazioni di oggi sono state così dettate da un risultato imprevisto. Adesso la Merkel, come sempre, convoca, perché anche questo è un brutto segnale, la Merkel che convoca Hollande e Renzi. E chi è la Merkel? Io so chi è la Merkel è quella che comanda l'Europa, ma è la conferma che a comandare lei. Non dovrebbe essere così, per fare il prevertice prima del vertice del giorno successivo. Però Marco, chiedo scusa, se addirittura negli ambienti che contano in Europa, quindi la Commissione europea, il Parlamento europeo, non vi siete nemmeno preoccupati di prevedere un exit strategy, un piano B, per dirlo in parole più semplici, mi fa pensare una volta di più che le istituzioni di questa Europa, così come sono costruite e congegnate, siano totalmente inadeguate a gestire i bisogni di noi cittadini. Ma non serviva questo, non ci preoccupiamo, tanto non succederà. Invece è successo. Facciamo un esempio, il tema dell'immigrazione e dei presunti profughi che stanno arrivando in Italia. Si sapeva che arrivavano, si sapeva che da Nord Africa ci sarebbe stato un esodo e che sarebbero arrivati qua. Si sapeva 4 anni fa. Al di là di tante belle parole, sono anni che il problema si ripresenta si è parlato di emergenza quando si sapeva benissimo che non è un'emergenza ma sarà una costanza questo. Cosa ha fatto l'Europa? Abbiamo approvato risoluzioni, mozioni, dichiarazioni, di tutto. Ma nel concreto l'Italia è stata lasciata sola. Io dico sempre, evidentemente c'è un patto tra Bruxelles e Renzi che dice sostanzialmente: noi siamo buoni con te Renzi, anche se non hai i conti a posto, chiudiamo un occhio, anche 2, però sull'immigrazione ti arrangi, perché sta succedendo questo. Mentre gli altri paesi, compreso l'Inghilterra, ha detto no all'immigrazione, la Francia, l'Austria stanno dicendo
stanno proteggendo i propri confini, noi mandiamo le barche a prendere i clandestini. È questo che non può funzionare. L'Europa, nemmeno su un tema così delicato quale l'immigrazione, ha saputo fare l'Europa, ha fatto quello che doveva fare, non è riuscita a farlo, punto. Quindi il fallimento è chiaro, e anche su il tema è finita così in Inghilterra su due temi, quello economico e quello dell'immigrazione. Certo, la campagna è stata fatta su quello. Professor Casa. Scusate, sull'immigrazione, la politica italiana la vuole, c'è poco da fare. Vogliono che ci sia questa immigrazione, è finito, ce la mettiamo via che c'è questa onda barbarica che arriva, eccetera. Noi abbiamo preso le navi, siamo andati a prenderle perfino sui porti egiziani, siamo andati da tutte le parti pur di andare a prendere questa gente e portarli in Italia. Allora, intanto sfatiamo questo mito che arrivano, poveretti, no? Certo che arrivano, stanno male, gli abbiamo distrutto casa, noi abbiamo distrutto il Medio Oriente, dico noi, l'Inghilterra, la Francia, la Germania, eccetera, perché questa cosa nasce, e stiamo preparando una trasmissione su questo, nasce ancora all'epoca della guerra in Crimea, quindi siamo nel 1853, la caduta dell'impero ottomano, come è stata diviso poi il Medio Oriente e il Nord Africa dopo la caduta dell'impero ottomano, che l'effetto lo vediamo e lo subiamo oggi. Ma per qualcuno stiamo subendo questa invasione? No. Perché è un'invasione programmata. Perché per taluni, guarda caso, talune organizzazioni, perché sono organizzazioni, guadagnano miliardi di euro. Perché questa è la spesa del governo italiano. Sosteniamo che cosa? L'accoglienza, la chiamiamo accoglienza, teniamo dentro segregati un certo numero di persone che sono venute per trovare lavoro, per poter campare, no? Dopodiché, dopo 1 anno, 2 anni, che abbiano o non abbiano il permesso di soggiorno, vengono buttati fuori e nessuno si interessa più, questa è accoglienza. Vengono aiutati a capire, a imparare l'italiano, a capire le nostre regole per poter essere poi più facilitati nell'adattarsi all'interno di questa società. No, vengono i fondi, 35 euro per ognuno al giorno, pari al numero di persone che vengono accolte in questa sorta di case, che è meglio non parlare perché è una indecenza, va bene? Serve soltanto a qualcuno. A delle organizzazioni parapolitiche o politiche, va bene? E agli altri noi dobbiamo soltanto subire. Ma siccome la storia si ripete, noi tra la prossima generazione avremo la gente che butta le bombe perché odierà noi che li abbiamo generosamente ospitati, li abbiamo maltrattati, si sentiranno disadattati e succederà quello che succede in Francia, che è l'effetto naturalmente di quel non adattamento che gli immigranti in Francia hanno avuto e che oggi reagiscono. Sì, quindi è successo in Francia è la stessa Inghilterra. Ma difatti l'Inghilterra ha detto basta perché non siamo in grado di gestire questo fenomeno, perché bisogna darlo ad altri. Chi ha saputo gestire questo fenomeno è stata la Germania. Addirittura la Germania ha creato delle aziende dove i turchi andavano, e la Mercedes addirittura ha fatto una fabbrica, io ricordo ancora 20 anni fa, ha preso una fetta della Mercedes, l'ha spostata in Turchia e ha detto: egregi, volete tornare a casa? Vi diamo lo stesso stipendio, andate in Turchia. E così ha risolto il problema. Ma è gente pratica, è gente che dice e fa, non sta a parlare di buonismo. Questo è il problema. Bisogna dircelo chiaro. La politica in Italia non esiste, perché se quello che hanno fatto gli inglesi oggi è qualche cosa di inimmaginabile, perché nemmeno Bruno Vespa riusciva a immaginare che sarebbe successo, che è tutto dire, vista l'intelligenza dell'uomo, e evidentemente la politica italiana non esiste, va a spanne, va a lobby,
hai bisogno di un po' di migranti, quanti ne vuoi? 200, quanto rendono? 8, va bene, dopo ci metteremo d'accordo. Allora. Questo è. E noi abbiamo le aziende che invece hanno necessità e pagano le tasse per questo giro di cose che non serve a nulla, perché poi questi immigranti li rimettiamo sulla strada e non avranno una collocazione, non vengono integrati. Questo è il grosso problema dell'Italia. Certo. No, Cantalutti, abbiamo dei telespettatori in attesa di intervenire. Brevemente. No, brevemente vorrei pormi allora a questo punto una domanda e porle ai nostri ascoltatori. Il problema di cui stiamo trattando questa sera è veramente determinato dalla Brexit o è determinato dalla incapacità di chi ci governa di far fronte a situazioni ampiamente previste e ampiamente prevedibili? Mi riferisco alle istituzioni europee, ma mi riferisco anche, dando ragione alla fin fine a quello che diceva il professor Casen, ai nostri governanti, Renzi e compagni. Cioè, noi, soprattutto in una società come quella veneta, dinamica, abituata a correre, non possiamo più permetterci di attendere i tempi e la incapacità decisionale di un governo come quello italiano. D'altro canto abbiamo visto le ultime elezioni nostre, guardate che il segnale che ha dato l'Inghilterra l'abbiamo dato anche noi settimana scorsa. Abbiamo detto, egregi signori, le cose devono cambiare. Come è stata presa dalla politica? Colpa mia, colpa tua, colpa mia, colpa tua. Uno prende, si dimette e lascia al posto un altro, perché sennò c'è questo fatalismo terribile. Chissà se va via quello cosa succederà, se va via quello ne troviamo un altro, siamo 60 milioni di persone intelligenti, poi arriverà uno meno bravo, lo cambiamo e ne troviamo un altro, ma se ci fossilizziamo come ci siamo fossilizzati negli ultimi 70 anni, che abbiamo avuto un politico che si è radicato ed è morto politico, che era il bravo Andreotti, è una cosa allucinante, insomma, cioè è un mestiere, è una cosa ereditaria, non lo so, è una cosa che è impossibile da pensare che un politico possa stare 70 anni in politica e non possa essere in qualche maniera mandato a casa. E siccome non bastava, l'hanno fatto anche senatore a vita, così non vorrei neanche più leggere. Certo, sentiamo il signor Luigi che da un po' che è in attesa. Signor Luigi, è ancora in linea? Sì, sono in linea, ma sto ascoltando con molto interesse. Buonasera, prego. Buonasera agli ospiti. Il professore ha fatto un'analisi del paese, poi bisognerebbe entrare anche in profondità in queste analisi che ha fatto. In effetti è vero quello che dice, perché noi avevamo il caporalato, è diventata legge del paese. Noi abbiamo zone intere dove le persone che vengono dall'estero vivono come bestie, senza acqua, senza luce, senza gas. E queste persone tra qualche anno si ribelleranno pesantemente a noi, avranno tutte le ragioni del mondo per farlo. E allora io amaramente dico questo, che è stato detto anche precedentemente, arriveremo alla tragedia nel nostro paese e sarà una tragedia pesante, brutta. Adesso l'acqua sta salendo, molti sono morti, affogati, e finché l'acqua non ci tocca, finché tocca agli altri, mi sono a posto. C'è un 50% del paese che gozzoviglia, sta bene, non ha problemi, ma l'acqua continua a salire e continua a portare via sabbia dalla riva. Ecco, quando sarà colmo il discorso, e allora poi ci sentiremo ancora, però saremo nel pieno della tragedia, perché se un paese non si prende cura degli ultimi non è più un paese, è un postribolo, non ha più niente del paese, non ha più niente della civiltà. E se noi abbiamo avuto una civiltà, non possiamo andare in giro con la testa rivolta all'indietro, guardando la civiltà che avevamo. Dobbiamo costruire civiltà, e la civiltà non si costruisce lasciando gli ultimi, lasciandoli col culo per terra. Questo è il discorso. E l'Europa ha fatto questo, ha fatto da matrigna verso i popoli europei. E noi europei non abbiamo bisogno di matrigne, abbiamo bisogno di madri che capiscono i loro figli. Invece no, l'unica cosa che capiscono è il denaro e ce lo sottraggono dalle banche, tutti i mezzi, nell'agricoltura.
stanno falcidiando l'agricoltura italiana. Certo. Coltivazione delle olive, compagnia bella. Il latte l'hanno fatto già tempo fa, poi qualcuno ha capito che c'era un algoritmo, perché noi siamo bravi noi in Italia a fregare il prossimo, e abbiamo fatto pagare qualche miliardata agli allevatori, che voglio ricordare a noi tutti che gli allevatori sono imprenditori, e tu a un imprenditore non gli puoi tarpare le ali, l'imprenditore ha tutto il diritto di crescere. E invece no, gli hanno tarpato le ali perché hanno fatto degli accordi internazionali e noi dobbiamo subire gli accordi internazionali. Non possiamo dire niente, Giorgio? Non possiamo dire niente? Mamma mia, ragazzi. Allora vuol dire che l'eurodeputata che c'è lì ha ragione. C'è un comunismo in Italia che non si chiama comunismo, ma è come se fosse comunismo una dittatura. Ed è una cosa brutta, è assurda, fa schifo. Benissimo, signor Luigi. Cosa facciamo ai nostri figli? Lo schifo? È stato chiarissimo, è stato chiarissimo. Grazie, grazie, buona serata, grazie del suo intervento. Ascoltiamo anche la signora Michela. Buonasera, signora Michela. Buonasera a lei e ai suoi ospiti e l'editore Casen. Prego. Io volevo semplicemente puntualizzare all'editore Casen se è logico vedere le panchine dei nostri giardinetti nei paesetti, nei paesini, piene di africani e di asiatici che bighellonano dalla mattina alla sera e non troveranno mai nessun lavoro perché non ce n'è neanche per noi autoctoni. Non vedo per quale motivo debbano rimanere qui 35 euro al giorno e quant'altro. Questi 35 euro al giorno potrebbero benissimo essere investiti nei loro paesi, visto che se è vero che gli europei li hanno costretti, colonizzati, massacrati, buttato giù le case, con questi soldi potrebbero riconfermare case e quant'altro, perché qui, volenti o nolenti, non ci possono stare, anche perché ci dicono che non hanno poi così tanta voglia di lavorare, caro editore Casen. Le do un dato: qui nell'ecocentro di vicino a casa mia ne volevano assumere 4 per dei lavoretti a tempo determinato, stipendiati, 2 indiani, un marocchino e un egiziano. Si sono presentati il primo giorno, il secondo giorno non si sono presentati perché non avevano voglia di lavorare. Detto questo, andiamo oltre. Io credo che ormai i fuochi siano incominciati ad ardere e mi chiedevo se chi si definisce potere forte, quelli che si definiscono, autodefiniscono poteri forti, hanno l'ardire di dire quanto ho sentito oggi, ad esempio, un giornalista della RAI che ha detto: meno male che in Italia non si possono fare certi referendum. Ha detto così: meno male che in Italia certi referendum non si possono fare. Ha rincarato la dose un altro imbonitore della RAI, certo Antonio Caprarica, che ha detto: gli inglesi colti hanno votato in un verso, mentre gli inglesi zoticoni, operai, contadini, lavoratori hanno votato perché non sono colti, hanno votato contro. Se questi sono i poteri forti, ricordo a questi autoreferenziati poteri forti che il popolo è molto più cospicuo dei poteri forti. Prima o poi avranno intenzione di fare una rivoluzione alla francese. Per quanto riguarda la Bizzotto, volevo chiedere semplicemente quando i veneti saranno autonomi dalla Lega Nord lombarda. Autonomia, libertà e indipendenza. Grazie. Grazie alla signora Michela. Allora, due telefonate, 2 interventi sicuramente molto interessanti da parte dei nostri telespettatori. Mara Bizzotto, il riferimento della signora Michela sicuramente anche alle ultime amministrative. In Veneto le amministrative per la Lega sono andate bene, meno bene in Lombardia, no? Quindi il peso, diciamo... La mia battaglia è per l'autonomia del Veneto, vorrei una regione autonoma a tutti gli effetti, ecco, che probabilmente saprebbe dire
qualcosa di diverso, di più concreto anche all'interno di questa Unione Europea. Insomma, vedrei bene Zaia là, sicuramente più attento, ad esempio alla nostra agricoltura. Luigi prima citava il problema dell'agricoltura, i nostri allevatori. Beh, i pescatori inglesi hanno detto finalmente potremo smettere di buttare via il pesce. Esatto, cioè, ma il pesce noi stanno buttando via il latte. I nostri allevatori stanno chiudendo le nostre stalle. Il pesce nel delta. Esatto, e c'è il problema delle famose... Quindi questa è un'Unione Europea che sta distruggere l'agroalimentare, significa distruggere il nostro tessuto, perché in Veneto e anche in Italia, ma in Veneto agricoltura significa turismo, significa imprese, significa migliaia di posti di lavoro. E il governo Renzi adesso è in silenzio purtroppo a Bruxelles su questo versante, ecco, quindi tornando a... sono stati sicuramente interventi interessanti, credo che abbiano toccato l'argomento. È vero che a Bruxelles comandano le lobby, è vero che in Inghilterra non hanno deciso le lobby finanziarie, ha deciso il popolo, che è fatto da sicuramente qualche qualche bancario della City, ma poi da tanti altri cittadini. E adesso l'Unione Europea deve per forza agire subito, certo. non c'è altro tempo, speriamo sia l'occasione giusta. Però io vorrei davvero invitare, prendere lo spunto da quello che è accaduto ieri in Gran Bretagna e dalle osservazioni fatte dagli ascoltatori, per invitare ancora una volta la Regione, il Veneto, dico Luca Zaia per dire le istituzioni venete, a smarcarsi e a rendersi di fatto molto più autonomi e più indipendenti da quello che decide il governo Renzi o Roma. Cosa voglio dire? Abbiamo le sanzioni purtroppo che l'Unione Europea ci ha imposto contro la Russia, una decisione dei paesi, non certamente italiana, ma una decisione che proviene dagli Stati Uniti, transita attraverso la Germania e anche in parte la Gran Bretagna. Contro la Russia. Benissimo, queste sanzioni stanno costando al sistema produttivo veneto una valanga di milionate di euro, una valanga. Hanno messo in crisi e continuano a tenere sotto scacco molte delle nostre imprese. Allora, siamo forti al punto tale che possiamo anche permetterci di avviare delle trattative, per esempio con la Russia. So che Zaia si è incontrato tempo fa con l'ambasciatore russo. Smarchiamoci, disinteressiamoci di quello che decide Roma, tanto non hanno la forza di imporci a tutti i costi quello che dobbiamo fare. È un po' uno strappo, ma così come è uno strappo quello che Zaia vuol fare con il referendum sull'autonomia, che condivide in pieno come punto di passaggio verso mete ulteriori della piena indipendenza, però cominciamo anche ad assumere delle iniziative concrete e ma in effetti smarcarci da Roma. Quello delle sanzioni russe è l'ennesima follia europea. Ditemi voi se in questo momento l'Europa deve crearsi un nemico come Putin. Ditemi voi se il problema invece è altro, se il terrorismo è un problema piuttosto che Putin. Quindi quello che dovrebbe essere un alleato, che appunto la Russia e Putin, sta diventando un ostacolo. Quindi credo che le sanzioni sono folli, soprattutto perché hanno provocato quell'embargo che sta creando al nostro agroalimentare, ma anche al settore del mobile, ai nostri artigiani, danni enormi. Eppure in un momento già difficile. E questo l'Europa non lo capisce, lo capiamo noi, lo capisce il cittadino per la strada. Ma prendiamo l'iniziativa, le iniziative ne abbiamo fatte molte a livello veneto, a livello del Parlamento europeo, ma sono sordi là, sono gli altri. Parla delle istituzioni europee. Dobbiamo andare in pubblicità, torniamo subito, abbiamo poi gli ultimi 20 minuti di trasmissione, il tempo scappa in televisione, tra poco.